classico trekking invernale tra le Dolomiti del Centro Cadore, tra la Valle del Boite e la Val d'Oten. Si parte da Pozzale, piccola frazione di Pieve di Cadore, e il percorso inizia dal borgo, dove sono presenti praticamente una galleria fotografica permanente a tema gente di montagna, molto bella. Si seguono quindi le indicazioni per Rifugio Antelao e Monte Tranego, prendendo al nostro primo bivio una direzione sulla sinistra attraverso questa larga strada forestale che si snoda attraverso questo bosco di conifere. Oggi Giorgia non lo sa, ma il dislivello sarà abbastanza importante. Ci siamo? Andiamo. Inizio traumatico. Ma no, poteva andare peggio. Sarebbe comunque anche un bel percorso boschivo se non fosse per la salita. Non torni indietro però, vero? No, dai, non si moglia. Per adesso. Avanti. E non appena il bosco si dirada, c'è una prima bellissima vera apertura panoramica che spazia da il gruppo dei Brentoni, dalle Alpi Carniche al Montanel, agli Spalti di Toro, al Monte Turano con le Dolomiti Friulane e perfino al Sasso Lungo di Siviana nella Val di Zoldo. Strepitoso. E quella di oggi è una giornata strepitosa, sole pieno e una nuvola manco a pagarla. Sulla mia sinistra nel frattempo, oltre alle cime già che ho citato prima, anche il lago del Centro Cadore, che in questo periodo è comunque totalmente ghiacciato ed innevato. E nel frattempo si sale costantemente.
E mentre si sale lungo questa strada forestale è bello seguire anche qualche piccola deviazione verso quelle baite private che solitamente sono posizionate in corrispondenza di bellissime aperture panoramiche, come il primo punto osservativo che ricade sul gruppo delle Marmarole. È bene comunque, anche se ci si passa accanto, trattarli con rispetto e lasciandoli in ordine, rispettando la proprietà altrui. Non per fare polemica, ma voglio precisare che questo è un itinerario che, se lo intraprendete durante i weekend, dovete mettere in preventivo lo scorazzare avanti e indietro delle motoslitte che fanno la spola dal punto di partenza fino al rifugio Antelao e che pensano di essere in una pista, in un circuito. Quindi basterebbe un po' di rispetto. La montagna non è mia, non è nostra, è di tutti, ognuno è libero di viverla come meglio crede, basterebbe solo un po' di rispetto. Tutto qui. E alla mia sinistra il re delle Dolomiti, il monte Antelao, e più vicino alla sua sinistra anche il maestoso Monte Pelmo. Seguiamo quindi una deviazione sulla nostra destra e arriviamo al nostro primo obiettivo di giornata, la cima del Monte Tranego, ad un'altitudine di 1849 metri, dove il panorama è a dir poco idilliaco, qualcosa di assolutamente magnifico. Ridiscesi dalla cima del Monte Tranego, che è super panoramica, seguiamo le indicazioni per il segnavia numero 250 in direzione Forcella Antracisa e rifugio Antelao. C'è da considerare che ora questa parte del percorso perde comunque una quota abbastanza considerevole. Le vedute panoramiche comunque sono eccezionali anche da qui.
Raggiungiamo quindi Forcella Antracisa e Capanna Tita Pancera, che è praticamente uno snodo cruciale di sentieri che raggiungono proprio questo punto dalle vallate circostanti. Ora proseguiamo su Signavia numero 250 in direzione Rifugio Antelao. In circa 3 ore dal nostro punto di partenza raggiungiamo a quota 1796 metri il rifugio Antelao, incastonato in un contesto del tutto particolare. Oltre ad essere posizionato fra il Re delle Dolomiti, il Monte Antelao, è incastonato anche tra il gruppo delle Marmarole Meridionali. E quello che sentite, signori, non è la mia musica sottofondo, ho gusti ben diversi senz'altro. È la musica che spara a canna, a palla questo rifugio. Se potessi mi metterei le mani nei capelli. Abbandoniamo rapidamente il rifugio Antelao. Al nostro arrivo ad attenderci una numerosa e rumorosa festa in maschera. Dopo ognuno a casa sua è libero di fare ciò che vuole. La mia non vuole essere né una polemica né una critica. Noi la pensiamo diversamente, quindi va bene anche. In circa un quarto d'ora ritorniamo nuovamente a Capanna Tita Pancera e quindi a Forcella Antracisa. Da lì imbocchiamo il segnavia ancora numerato 250 tenendo la nostra sinistra, in modo tale da formare così un anello escursionistico. È un sentiero boschivo ben tracciato e ben segnato, che si inoltra dapprima verso i boschi di Pestarole e poi successivamente in quelli di Prapiccolo in direzione Pozzale. Ad oggi non servono le ciaspole, sebbene questo faccia parte del circuito del Cadore Regno delle Ciaspole, una serie di circuiti proprio inerenti a chi vuole durante la stagione invernale fare delle bellissime ciaspolate. Comunque fino ad oggi è ben tracciato e sono sufficienti i ramponcini. Il 250 diventa una comoda e strada larga forestale. È una valida alternativa per ovviare al gran via vai delle motoslitte del percorso dell'andata ed è comunque molto piacevole camminare attraverso questi boschi di abeti.
Ritorniamo quindi al bivio di questa mattina per chiudere così un bellissimo giro d'anello. Arriviamo quindi anche alle considerazioni finali. Il percorso dell'andata è sicuramente quello più bello e quello più panoramico. Imperdibile poi la salita fino al Monte Tranego, dove si estende una panoramica a 360 gradi su tutte le Dolomiti circostanti. Il sentiero che invece abbiamo intrapreso nella fase di ritorno è boschivo, quindi poche aperture panoramiche, però perlomeno è più godibile e vivibile dal punto di vista escursionistico. È comunque quello di oggi un trekking che si sviluppa su 900 metri di dislivello positivo, ci sono tutti tranquillamente, almeno 13-14 km, però comunque per i maggiori dettagli vi rimando in descrizione. Quindi concentrati tutti nella fase di andata, quindi in quei primi 8 km ci sono quegli 850, praticamente 900 metri tutti concentrati tutti lì. Quindi è un'escursione da calcolare bene, adatta ad un escursionista ben allenato, quindi da non sottovalutare per dislivello e lunghezza. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo di essere arrivati fino a questo punto del video e se vi è piaciuto vi do appuntamento al prossimo. Un saluto!